Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella nona lezione di Radiostesia Basic, praticamente le basi. Quindi riprendiamo un po' il discorso vostro Marietta Veneziano, ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Legale Marietta Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove alle 20:30 il Legale e il vostro Marietto ottengono un percorso esoterico gratuito su Telegram. Non mancate di iscrivervi anche lì. I link di iscrizione sono sotto per potersi iscrivere, i link sono sotto in descrizione. Bene, oggi vedremo come pulire e disimpregnare il pendolino, che è questo, perché chiaramente quando si fanno delle ricerche radiostesiche ci si aggancia a delle linee energetiche e quindi si assorbe tramite il pendolino, soprattutto se è di ottone, come si suol dire, assorbe le energie. Vi ricordo che questo pendolino è un pendolino molto particolare perché ha al suo interno la possibilità di inserire un testimone, vedete, che potrebbe essere un pezzo di unghia, un cappello o un batuffolo con della saliva, e quindi alcuni pendolini sono più sensibili ad assorbire delle energie della persona, proprio per facilitare anche la ricerca radiostesica. Quindi oggi vedremo come praticamente pulire o ripulire un pendolino, o magari anche degli oggetti tipo ciondoli, bracciali che vi regalano, comprate, o qualsiasi cosa che può entrare nel circuito disimpregnante o smagnetizzatore. Comunque riprendiamo un po' questo discorso facendo capire che questo simbolino qui è un disimpregnatore e il vostro Marietto ha creato i vari circuiti in modo che siano sempre disimpregnati, mettendo questo perimetro e collegandolo al disimpregnatore. Ma noi adesso vedremo proprio com'è il disimpregnatore, come si usa. Quindi prendiamo il nostro disimpregnatore, ma vi ricordo sempre che questi circuiti possono essere scaricati gratuitamente nel sito alcapitano.altervista.org. Quindi prendiamo il disimpregnatore, che è questo, vedete, è questo qua. Mettiamo ad esempio il nostro pendolino, che è sempre stato sotto pressione in questo periodo, e prendiamo un altro pendolino in cui facciamo girare in senso orario fin quando non si scarica, ovvero fin quando non si ferma il proprio corso, vedete, così. Facendo in questo modo noi possiamo praticamente aggregare la forza disimpregnante al nostro pendolino. Chiaramente l'ideale sarebbe oltrepassare 21 giri di pendolino. Quindi fatto questo, noi possiamo usare il circuito per l'orario per vedere quante ore, vedete questo qui che l'ho già spiegato in un'altra pillola, vedete questo quadrante radiostesico per valutare l'ora. Noi possiamo chiedere al pendolino quante ore poter lasciare sotto per fare in modo che venga disimpregnato. L'ideale sarebbe utilizzarlo. Faccio un esempio: se noi adesso volessimo sapere quante ore questo pendolino qui deve rimanere nel disimpregnante, possiamo chiederlo tranquillamente al nostro pendolino e gli chiediamo quante ore il pendolino deve rimanere del disimpregnante per essere pulito da queste forze che sono state in un certo senso assorbite da queste energie, da queste scie energetiche. Vedete che il pendolino mi dice 6 ore. Questo non è obbligatorio, ma è consigliabile utilizzarlo sempre, il quadrante radiostesico, per la valutazione del tempo. Vedete cari amici, a questo punto qui siamo sicuri che se noi utilizziamo questo quadrante radiostesico, che vi ricordo si può scaricare gratuitamente nel sito alcapitano.altervista.org, lo utilizziamo, sappiamo che il nostro disimpregnante potrà lavorare bene per 6 ore per pulire il nostro pendolino. Cosa si fa?
si prende la nostra macchina radiostesica, che in questo caso qui è anche radionica, lo si mette in un posto tranquillo, sopra un armadio, sopra un tavolo, dentro un cassetto in questo modo, e lo si lascia riposare per 6 ore. Questo circuito disimpregnante può essere utilizzato anche per catenine d'oro che vi regalano, anelli e quant'altro, monete, gettoni per il supermercato quando andate nel supermercato a prendere i carrelli e quant'altro. Bene cari amici, per questa pillola è finita qui la nona lezione di Radiostesia Basic. Il vostro Marietto Veneziano vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!